trionfo per Marco Pantani all'ultimo chilometro. Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Eccolo qua, Pantani, ancora lui sui pedali, trionfa ancora. Marco Pantani in questo momento è il miglior scalatore del mondo. A mio padre piaceva Pantani per quel manubrio incollato alle mani che fa giocare carte scoperte e custodire una faccia antica, abituata alla mala sorte ancora prima che alla fatica. A mio padre piaceva Pantani perché sapeva di eroi lontani, per quel procedere controvento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta dovere primo di ogni pirata. Sali, 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 alto sui pedali, alto sui pedali, sali, 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 se fossero aeroplani avessero le ali. A mio padre piaceva Pantani, dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata, dovere primo. Sali, 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 alto sui pedali, alto sui pedali, sali, 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 se fossero aeroplani avessero le ali. A mio padre piaceva Pantani perché sapeva di eroi lontani, per quel procedere controvento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta, dovere primo di ogni pirata. Per sempre andrai, per sempre in salita, nessuno mai sopravvive alla vita.